Siamo a mezzo canale, porta di accesso al comune di Val di Zoldo, con il sindaco Camillo De Pellegrin, che da qualche giorno ha fatto affiggere i cartelli che certificano come nel suo territorio ci sia una parte del patrimonio mondiale dell'umanità, le Dolomiti. Perché avete preso questa decisione? Innanzitutto perché riteniamo che sia fondamentale valorizzare quello che è il nostro patrimonio ambientale, le montagne che abbiamo. Lo strumento naturalmente della fondazione, i suoi simboli, i suoi messaggi sono per noi importanti perché permettono di far conoscere la valle in Italia, ma non solo in Europa e nel mondo, e quindi abbiamo ritenuto di installare i cartelli per indicare proprio, come diceva lei, che questa è una realtà nella quale vivono le Dolomiti e nelle quali vivono i popoli delle valli dolomitiche. Vivono le Dolomiti, vivono i popoli, giustamente, perché in queste valli si vuole continuare a vivere, e per far questo bisogna fare anche delle scelte. Voi avete un altro cartello appena sotto quello che indica le Dolomiti Patrimonio dell'Umanità, quello che certifica come siate anche villaggio degli alpinisti. Che cosa significa? Ma questo è un progetto che trae origine dal villaggio degli alpinisti, sono i Bergsteigerdörfer austriaci, che è una rete di villaggi con delle caratteristiche particolari, peculiari, che fa entrare il territorio della Val di Zoldo, in questo caso la parte bassa del comune, dentro un circuito di villaggi simili nei quali prevale la concezione della vita e del fare turismo in montagna, che è quella che ispira prevalentemente l'amante appunto della montagna, che fa parte dei gruppi CAI. Infatti è un progetto portato avanti dall'Alpenverein austriaco, al quale il CAI Veneto e il nostro CAI di Zoldo hanno aderito insieme a noi. Infatti essere patrimonio dell'umanità è un riconoscimento, ma anche un impegno. Le politiche che volete portare avanti qui a Val di Zoldo, così come nei comuni limitrofi anche di Zoppè e Cibiana, che hanno aderito al villaggio degli alpinisti, sono quelle improntate a un turismo sostenibile. Beh, diciamo, poi io parlo per il mio comune, naturalmente io ritengo che il patrimonio ambientale sia il valore principale, fondante, sul quale poi portare avanti le politiche del futuro, quindi una cura del territorio, diciamo, un ostacolare, se non combattere iniziative speculative di un certo tipo, magari mi riferisco in questo caso all'idroelettrico, quello spinto, che va a danneggiare sicuramente il corso dei torrenti, quindi la sua natura in sé. Pertanto noi aderiamo alla Fondazione UNESCO con questo cartello Il villaggio degli alpinisti, nella filosofia di portare avanti una visione del futuro della montagna che veda la montagna popolata intanto, e quindi creare economia, perché senza economia la montagna non vive. Un'attenzione in più da parte delle istituzioni regionali e nazionali rispetto al tema montagna, che è un tema enorme, e la cura di quello che è il nostro bene più importante, che è la natura del territorio. I turisti se ne sono già accorti. Ma io penso di sì, poi naturalmente non è che c'è solo la Val di Zoldo, ma noi siamo una parte di questa catena, e la catena, se tutti questi anelli stanno bene insieme e si caratterizzano bene insieme con un messaggio univoco, naturalmente tutti ne hanno poi da beneficiare.